Ben ritrovati cari telespettatori, grazie al nostro ospite di essere qui con noi, Luigi Lazzaro, che è il presidente di Legambiente Veneto. Ben ritrovato. Grazie, buongiorno a tutti. E quando parliamo di Legambiente parliamo di situazione del nostro ambiente, anche perché è uscito abbastanza di recente il report periodico Malaria, che ci racconta qual è lo stato di salute o non salute del territorio dove viviamo, ed è molto importante questo report, vero Presidente? Beh, direi proprio di sì, perché ci permette ogni anno di vedere i dati ufficiali delle centraline di monitoraggio delle ARPA in tutto il Paese. Poi per quanto ci riguarda in particolar modo guardiamo con attenzione i dati del Veneto per capire qual è la situazione, lo stato dell'arte ogni anno sulla qualità dell'aria. Prima di andare a vedere qual è la qualità dell'aria, quindi anche i vari territori eccetera, vediamo come viene redatto, stilato questo report, come viene fatto, quindi quali ambiti vengono analizzati, con quali strumentazioni, quindi di che cosa vi avvalete? Allora, ci avvaliamo della rete estesissima nel nostro Paese le centraline di monitoraggio delle agenzie per la protezione e la ricerca ambientale, che sono le ARPA, le quali hanno delle centraline sostanzialmente in tutte le città capoluogo, ma non solo, anche nelle aree più interne, più rurali, dalle quali si possono estrarre i dati relativi al PM10, il famoso particolato sottile, quello che tutti quanti osserviamo per capire la qualità dell'aria, ma si possono osservare anche i PM2,5, che sono le particelle sottili, quindi quelle più piccole che sono più pericolose per la salute, e anche altri dati come NO2, così vengono visti nella classifica, per capirsi sono gli ossidi di azoto e sono ciò che deriva dalla combustione, in particolar modo quella dei veicoli, dei motori. Ci sono nuove particelle, nuove sostanze, un po' come si è scoperto anni fa con i PFAS, che sono dannose per la salute, per l'ambiente, che sono state scoperte oppure monitorate di recente? Guardi, per la nostra regione Veneto c'è una particella che spesso sottovalutata, se ne parla poco, che non è così di recente scoperta perché è una particella che conosciamo da tempo, che è il benzoapirene, e anche questo deriva dalla combustione, in questo caso in particolar modo deriva dalla legna e quindi da un utilizzo improprio della legna per il riscaldamento soprattutto, o per alimentare centrali che vanno ad esempio a riscaldare ambienti industriali piuttosto che altre tipologie di ambienti. Sono particelle particolarmente pericolose e per quanto riguarda il Veneto noi invitiamo a osservare che esiste un'anomalia rispetto alle altre regioni dove è meno presente la concentrazione di questo benzoapirene. Questo significa che è un elemento che dobbiamo osservare con grande attenzione perché è pericoloso per la salute, come ci indica l'OMS, e perché significa che utilizziamo forse troppo rispetto agli altri territori in maniera impropria la legna. Ma infatti io tante volte parlo con molte persone e dico è che è vietato utilizzare i caminetti a legna. Giusto? Beh, ancora non è vietato, insomma, ecco, poi vietarlo è un elemento diciamo, di complessità anche per una tradizione che tutti quanti noi conosciamo e rispettiamo. Però tutti pensano che invece il legno è salutare, cioè non dico salutare, però insomma non faccia male alla salute. Bisogna spiegare bene alle persone questo che noi da tempo diciamo: la legna sicuramente ha un impatto ridotto per quanto riguarda gli aspetti climatici. Quindi dal punto di vista delle emissioni di CO2, per capirsi, no? Quello che in qualche modo in atmosfera tutti oggi conosciamo, di cui tutti oggi parliamo, ha un impatto ridotto, ma ce l'ha molto più alto per quanto riguarda invece gli inquinanti, quelli che respiriamo. Questo significa che non dobbiamo pensare di vietare in assoluto l'utilizzo della legna, ma dobbiamo nelle aree di pianura, perché è dove l'aria ristagna di più, nelle aree montane c'è una ventilazione maggiore, quindi non c'è questo problema, i dati stessi ce lo confermano, ma nelle aree di pianura bisogna evitare l'utilizzo di camini aperti e quindi utilizzare il caminetto per riscaldarsi, ecco, per capirsi, se dobbiamo cucinare qualcosa ci mancherebbe altro, ma dobbiamo limitare il più possibile l'utilizzo e utilizzare quelli che sono i filtri e quindi le tecnologie più avanzate che oggi sono a disposizione, magari passare al pellet invece che alla legna pura, insomma, ecco, in qualche modo, che ha delle complessità anche di accensione, anche di umidità della legna rispetto invece al pellet, che è un elemento diciamo trattato compresso, segatura compressa, che è molto più semplice da utilizzare e che con i nuovi impianti che sono classificati con le stelline, insomma, ecco, gli utenti, i cittadini possono riconoscere la qualità di un impianto guardando quante stelle ha quell'impianto. Le 4, le 5 stelle sono gli elementi che ci aiutano a dire siamo meno impattanti rispetto alle emissioni inquinanti. Sostanzialmente l'inquinamento, le emissioni inquinanti, da che fonte provengono? Quindi a che cosa bisogna stare attenti e dove puntate il dito voi?
Bisogna sempre ricordare che non c'è un'unica fonte di inquinamento. Spesso noi ci spostiamo l'attenzione rispetto a quell'ultimo dato che arriva, che ci dice è responsabile la legna, piuttosto è responsabile il traffico, piuttosto che l'agricoltura. Noi da tanti anni stiamo sottolineando come siano più le fonti di inquinamento, la somma di più fattori, tutte con un importante contributo, quindi siamo all'incirca a 1/3 di responsabilità per ogni fonte di inquinamento, in realtà sono 4, quindi c'è anche la fonte industriale che spesso ci dimentichiamo di citare, ma che esiste, sulla quale però gli interventi tecnologici hanno molto migliorato la dispersione, hanno ridotto la dispersione di inquinanti. C'è invece l'agricoltura, che spesso viene sottovalutata, che è precursore attraverso alcune tipologie di prodotto di scarto che produce l'agricoltura, come ad esempio i reflui zootecnici, quelli degli animali d'allevamento, piuttosto che di alcune componenti legate ai metodi fertilizzanti, e quindi con emissioni spesso di ammoniaca e quindi non direttamente di PM10. Noi non vedremo il PM10 che arriva se non per le attività agricole, quelli mezzi agricoli, ma vediamo l'ammoniaca essere molto incidente, e l'ammoniaca in atmosfera si compone, perché poi dobbiamo ricordarci questo, che tutto ciò che emettiamo poi quando sta in atmosfera non se ne va, rimane, soprattutto in pianura padana, ristagna, si compone con altre particelle e crea questi PM10 piuttosto che PM2,5. Poi chiaramente c'è sempre il traffico che tante volte si tenta di assolvere, ma che in realtà ha una responsabilità importante, e lo vediamo, appunto, ho citato gli ossidi di azoto prima, di NO2, significa che quando quei livelli sono alti significa che la produzione di inquinamento da autovetture, perché poi in particolare quando parliamo di traffico parliamo di autovetture private, è significativa. Infatti. Allora, l'ente di ingrandimento nelle varie realtà, perché questo è un report a livello nazionale se non sbaglio, giusto? Quindi avete stilato degli elenchi per ogni regione, ogni capoluogo di provincia, eccetera. Che cosa ci dice in generale? Poi andiamo sul Veneto. In generale ci dice che bene o male in tutto il Paese c'è una riduzione delle emissioni inquinanti, e questo è un buon segnale dal punto di vista del fatto che le tecnologie applicate ci aiutano. Questo a livello Italia. L'innovazione a livello Italia sta aiutando a ridurre le emissioni, o meglio a limitare quello che poi produciamo. In realtà vediamo ancora diverse città nel nostro paese, penso a Roma o Palermo o Bologna o altre città importanti, dove la quantità di inquinanti è superiore anche a talune città del Veneto o della pianura padana, dove spesso si dice che siamo l'area più inquinata. Questo è sicuramente vero, perché un altro aspetto che indaga il report è non solo le città, ma anche tutta la rete di centraline che ci sono nel nostro territorio. Noi in Veneto, così come nelle altre regioni della pianura padana, abbiamo anche centraline in ambito rurale, quindi che non monitorano il traffico all'interno di Padova piuttosto che di Verona, di Vicenza, ma quello che c'è come qualità dell'aria nelle zone meno trafficate, ma anche magari meno densamente abitate, penso a alcune zone del Polesine, ci dice che anche lì la qualità dell'aria non è buona, perché dobbiamo ricordarci che l'aria non ha dei confini geografici, non si limita ai confini, o meglio, gli unici confini geografici che ha sono quelli dettati dall'orografia del territorio, quindi i monti piuttosto che i mari che delimitano un'area. Noi purtroppo abbiamo questa condizione che da un lato abbiamo il mare, dagli altri 3 lati, se vogliamo vederla come un'area chiusa, abbiamo le Alpi e poi al di sotto gli Appennini con l'Emilia Romagna. Non è un caso che Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e Piemonte siano le 4 regioni in qualche modo più soggette a una importante presenza di inquinamento. C'è anche da dire che queste 4 regioni sono anche le regioni dove, dati alla mano, perché i dati sono importanti con l'approccio scientifico che noi come ambientalisti portiamo, sono le regioni in cui esiste la maggior parte delle attività produttive del Paese, e quindi significa anche gran movimenti di persone, quindi infrastrutture per muovere le persone nel mondo del lavoro, dello scambio delle merci, della produzione di materiali, così come di allevamenti. Queste 4 regioni sono le regioni in cui gli allevamenti intensivi in particolare sono più presenti che in altre regioni del Paese, così come la densità abitativa, cioè abbiamo molti più abitanti in queste 4 regioni di quanto non lo sono, e più concentrati di quanto non lo siano in altre regioni. Questo significa che sono regioni vitali, sono regioni in cui il lavoro, forse anche il PIL del Paese, dipende molto da queste regioni, però abbiamo questa sofferenza, in qualche modo deve essere affrontata in maniera chiara, perché chi qui vive
ha bisogno di avere garanzie per la propria salute. Assolutamente. C'è un impatto nella riduzione dell'inquinamento sull'economia? Perché adesso a livello macroscopico abbiamo visto i provvedimenti che sono stati presi dall'Unione Europea per l'abbattimento degli inquinanti, quindi trasformazione del parco circolante più possibile in elettrico. Beh, è successo, si poteva immaginare un patatrac economico che ha coinvolto alcuni paesi, ma purtroppo non è finita qui, si sta dilagando con tutti i risvolti che ci possono essere, anche occupazionali, eccetera. Questa riduzione ci sono state delle conseguenze, oppure ancora è latente, silente, non è così forte, che ha impattato non in modo rilevante? Allora, bisogna dire che le politiche europee, e in qualche modo le politiche globali, ci stanno indicando la strada per combattere la crisi climatica, non solo l'inquinamento e le emissioni inquinanti, quindi tutti gli interventi, gli investimenti che dovremmo mettere a terra, penso al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il famoso PNRR, che in qualche modo ha messo sul tavolo anche tante risorse economiche, certo, per dare linfa anche al mondo dell'attività di impresa, all'economia dei territori, è inquadrato, o meglio indirizzato verso la risoluzione, o meglio tamponare quella che è la crisi climatica, che comporterà tante altre gravi conseguenze se non la affronteremo e non la rallenteremo al più presto. Il tema dell'inquinamento è un tema che purtroppo è al centro delle politiche europee, anche nazionali, perché siamo certi che è un tema che sta a cuore alla politica, però spesso messo in disparte e le risorse per affrontarlo non vengono mai come dire, messe alla luce in maniera organica. Questo perché per risolvere problemi di qualità dell'aria non possiamo pensare di fare un intervento come ad esempio cambiare gli autoveicoli e basta, piuttosto che cambiare solo le stufe, ma serve mettere a sistema tutti gli interventi per migliorare la qualità complessiva dell'aria e quindi andare a fare interventi che aiutano a ridurre la responsabilità di tutte le fonti emissive. Ecco che allora le politiche europee tornano in gioco in maniera importante, perché ad esempio la famosa direttiva denominata case green, insomma, ecco, molti la conoscono così, la EPCDB, che dovrebbe aiutarci a migliorare gli involucri degli edifici, quindi avere meno dispersione e quindi avere meno consumi e quindi avere meno costi ma anche meno emissioni per i cittadini. È una direttiva che non possiamo procrastinare e che possiamo pensare non sia utile, così come il passaggio del mondo dei veicoli e della propulsione dei mezzi all'elettrico è un'altra necessità. Certo, allora ci interrompiamo un attimo e abbiamo la pubblicità, poi ritorniamo insieme, poi naturalmente andremo anche con la lente di ingrandimento nei nostri territori e vediamo a seconda delle aree che cosa sta succedendo. Tra poco.